non faccio parte dei professori, non sono all'università e sono rimasto molto stupito quando è uscito il PAT del lessico, del parole, perché c'è un trend, una moda, per cui le cose non si chiamano più col loro nome e si inventano dei nomi nuovi. E i nomi non hanno mai poi a fianco al nome il connotato. Mi spiego. Alcune cose le ha già dette Maria Rosa, sviluppo, fantastico. Ho sentito l'assessore che racconta dello sviluppo. A tutti piace lo sviluppo. Un ragazzo che cresce, si sviluppa e diventa un uomo è una cosa fantastica. Ma se tu non mi dici quale sia lo sviluppo, anche un tumore si sviluppa. E non è una cosa così buona come lo sviluppo naturale. E io ho l'impressione che lo sviluppo di cui si parla, sotteso nel piano, sia più vicino all'aspetto tumorale che non a una crescita organica. E le negatività di questo piano, la città tripolare, come diceva Maria Rosa, vengono presentate come una qualità e sono un difetto. Noi abbiamo una città divisa in tre dove gli abitanti di Mestre non si sentono veneziani e quelli di Venezia non si sentono mestrini, sono due cose diverse. Addirittura non riescono a vivere una città che può vivere solo se queste cose sono unite come la loro città. È un problema. E quindi accorgendomi, potremmo andare avanti all'infinito, quindi mi fermo, e accorgendomi di questa discrasia tra quello che è detto e quello che è fatto, ho cercato di parlare con la gente, ho trovato spazio tra i giovani della Lega, i giovani dei Grilli, ce ne sono due che sono quasi urbanisti adesso, e abbiamo cominciato ad analizzare, perché veniva presentato questo piano, ma veniva presentato a pezzetti nelle municipalità, senza dare spazio a un vero dibattito, senza cercare di capire. E a pezzetti un piano non si può leggere, perché la prima cosa, io non essendo un professore, faccio la professione, vedo l'immagine generale e l'immagine generale mancava. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo provato a mettere insieme tutte le parti del piano analoghe per capire cosa ci fosse dentro il piano. Questa è la mappa della città. Allora noi vediamo che il nuovo piano, che di fatto poi è un piano struttura, quindi è un piano che teoricamente dura 10 anni, in effetti non scade, mentre i piani degli interventi scadono, quelli attuativi, il piano struttura può durare a lungo. Quindi noi oggi, questa è una cosa molto importante, stiamo parlando della città del futuro, della città dei nostri figli e dei nostri nipoti. Quindi le scelte che si fanno oggi sulle direzioni di questo sviluppo, tra virgolette, sono delle scelte fondamentali. E l'altra cosa che dice la legge regionale, che un piano struttura deve per prima cosa stabilire quali sono le aree intoccabili della città, intoccabili per la storia, per le valenze orografiche, per le valenze della cultura agricola, per la sensibilità naturalistica. Quindi è un piano dei vincoli che deve dare delle direttrici di sviluppo per un futuro della città. Allora la cosa più importante per dare delle direttrici di sviluppo è stabilire quali sono i problemi della città da risolvere, no? Io do uno sviluppo, visto che piace tanto questa parola ripetuta all'infinito, però prima di dare lo sviluppo devo dire cosa risolvo con questo sviluppo, no? Quali sono i problemi. Il PAT non ne trova uno di problema, questa è la cosa incredibile. In effetti, quando poi andiamo a leggere, vediamo tutta la parte viola, e stiamo parlando quasi dei 2/3 del territorio comunale, è il vecchio piano regolatore, confermato come piano effettivo, con tutte le sue magagne, con tutti i suoi problemi, dove di sviluppo non c'è nulla, perché è un piano che non prevede la risoluzione del nodo della stazione di Mestre, non prevede la risoluzione del fronte acqueo di Marghera, non prevede la soluzione della dicitura tra Marghera e Mestre,
tante fantasie si sono fatte, che ne so, la parte unire l'acqua facendo dei canali per entrare, non c'è nulla. È confermato un piano che già era vecchio quando era uscito e che era in qualche modo la riproposizione del piano più vecchio ancora. Quindi i 2/3 della città rimangono bloccati a 60 anni fa. È fantastico questo, eccezionale. Poi vediamo che ci sono delle aree gialle che servono alla trasformazione della città. Non c'è una linea direttrice, praticamente sono come la varicella. E poi tu scopri che queste aree gialle, per la maggior parte, sono delle aree dove già l'amministrazione, quella precedente, ratificata da quella attuale, ha fatto una serie di varianti indebite, che sono ferme. La variante del quadrante di Tessera è una variante bloccata, non esiste più, l'hanno mandata in regione, la regione non l'ha approvata. Il MOF, tutte queste varianti, praticamente una volta che entrano nel PAT, vengono bonificate. Il PAT sostanzialmente, per una grossa parte del piano, è un autocondono che si fa all'amministrazione di cose sbagliate fatte prima. Non mi sembra una cosa fantastica. Poi vediamo che ci sono le aree verdi, quelle che effettivamente in qualche modo nella normativa del piano, e questa è una cosa molto divertente, perché di nuovo se noi andiamo a leggere la parte che norma un piano, che è la sostanza del piano, che non la legge mai nessuno, però è quella che stabilisce le regole su come si devono fare le cose, gli articoli di legge, no? Io so che se ho bevuto e ho più di 0,5 di alcol, mi prendono e mi tolgono la patente. Bene, le regole del PAT hanno un'unità di misura fantastica, l'unità di misura che si chiama limitato. In un'area verde, in un'area agricola, si può fare della limitata cubatura. Dato che il PAT, non c'è da ridere, è gravissimo questo, limitata è un'unità di misura molto discrezionale. Se il PAT viene approvato, e deve essere approvato in un doppio passaggio, perché ha bisogno dell'organo sovraordinato per l'approvazione, che era prima la regione, oggi è la provincia, allora se viene approvato, il comune, l'amministrazione, può fare i piani degli interventi. I piani degli interventi non hanno più bisogno di un doppio passaggio, se li approva da solo. Allora, limitato diverrà un'unità di misura a vantaggio di Tizio o di Caio, perché è discrezionale. Quindi più mi stai simpatico, più la limitatezza diminuisce, più mi stai antipatico e più forse aumenta fino a diventare un divieto assoluto. Quindi, e il bello è, e qui non occorre che insisto perché praticamente Maria Rosa è stata bravissima, noi vediamo che l'unica linea di sviluppo è quella di Tessera e l'altra è quella della zona industriale del porto. E anche qui la cosa è divertente, perché ci sono delle aree che non si vedono bene, che sono o bianche oppure con un tratteggio verdolino molto chiaro. Quelle bianche è una cosa stupefacente, dato che tu comunque devi normare tutto il territorio, gli è finito il colore, perché queste parti non sono normate per nulla. E quindi a piacere, quando faremo i PI, se passano bianche ci faccio quello che voglio. E guarda caso dove stanno le aree bianche? Attorno a 1,3 milioni di metri cubi del quadrante di Tessera. E anche quelle verdoline stanno lì, e stanno vicino alla possibile espansione urbana. Quindi il PAT non dà un'indicazione di sviluppo. Posso coprire tutto quello che mi pare, fino all'infinito. Anche perché la perequazione, non sono molto d'accordo con Maria Rosa, in effetti il PAT la interpreta come compensazione. È vero, tutto è edificabile, però io lì non ti faccio edificare, quello che non è edificato lì la fai dall'altra parte, dove ti togli un terreno edificabile.
ma manca il concetto di perequazione che è fondamentale e che fanno finta di non sapere questi dell'amministrazione, che è la perequazione tra pubblico e privato. Il diritto al suolo è un diritto di tutti i cittadini, perché una variante o una possibile edificazione viene stabilita da un consiglio comunale che rappresenta tutta la città. Se io stabilisco che tu avevi un terreno agricolo e poi ci puoi fare 1 milione di metri cubi, ti do un guadagno di plusvalore tra l'area quanto valeva prima e quanto vale dopo, tolto i costi di costruzione, di almeno 500 milioni di euro. Bene, io sono partecipe, come consiglio comunale in rappresentanza dei cittadini, di averti regalato 500 milioni. Ma fammi almeno metà per uno? Cioè, voglio dire, visto che ti sto arricchendo, allora perequazione, almeno come lo pensava il vecchio Pompei, io quando lo sentivo è una persona fantastica, è un urbanista, perequazione significa che nel momento in cui io riconosco che sul tuo suolo ci sarà un plusvalore, io ti dico almeno il 51% ridallo alla città. Pensate quanto sarebbero ricche le casse del comune se in tutte le varianti che stiamo permettendo al Lido, al MOF, al quadrante di Tessera, posto che si facciano, la metà dell'utile rientrasse nelle casse del comune. Allora, noi stiamo dando agli amministratori la possibilità di arricchirsi a quelli che hanno le proprietà delle aree e di impoverendo la città. Perché, ritorniamo alle parole che sono fantastiche, questo assessore è un mago delle parole, no? Noi dobbiamo portare ricchezza. E già, certo, i cinesi verranno a fare il quadrante di Tessera, che venderanno il terreno. Portare ricchezza significa vendere. Allora, l'amministrazione comunale sta vendendo il terreno, anzi lo sta regalando, perché quello a cui ha diritto lo sta passando in mano a pochi privati. Io trovo che questo sia gravissimo. E la cosa divertente è... Mi devo fermare? Sì, scusate. No, perché sennò possiamo andare avanti. Se volete venite con i giovani e facciamo una lettura del piano. No, grazie. Concludi pure la frase. Ma sta dimenticando la frase. No, comunque l'altra area, che è un'altra cosa veramente stupefacente, no? È l'area del porto. Allora, tu vedi dal disegno, no? Finalmente hai visto tutto intero e non a pezzettini. Questa città che è bellissima, che è quella di Marghera, ha bisogno della faccia sull'acqua, cioè la vocazione di quest'area gialla, dove l'amministrazione dice industria. Ma quale industria? Stanno a chiudere tutte le fabbriche. Voglio dire, mi piacerebbe sapere, perché non viene mai detto cosa, no? Industriale, Quale industria? Allora, qui c'è bisogno di una città, c'è bisogno dove c'è la vocazione residenziale, e poi Sergio vi fa vedere cosa potrebbe essere una città, affrontata in modo serio, diventa invece industria. E la cosa che a me mi sconvolge quando arrivo con l'aereo da Roma è che passo sopra una raffineria. Che accidenti! Ma una raffineria in centro città, credo che sia l'unica città del mondo. Beh, anche visto che abbiamo l'alta velocità che è un aeroporto, si può permettere anche la raffineria. Ah, no, per finire, un'altra cosa che, no, importantissima, credo che sia importantissima. Noi facciamo la città metropolitana, bene, e non ci accorgiamo che al confine della nostra città ci sono gli altri comuni. Il colore grigetto, credo che sia grigetto questo, sono i comuni vicini, per cui la nostra città, il suo sviluppo, perché se io costruisco, visto che tanto altri luoghi per costruire non ci sono, va a detrimento di tutti i costruiti. Mi domando perché non abbiamo fatto un PATI, che è il piano di assetto del territorio intercomunale, discutendo con le aree vicine, visto che poi fa Patrelle,